Studenti delle scuole superiori, insieme all'Associazione dei Partigiani Veneziani ed esponenti della sinistra del territorio, si sono dati appuntamento a Marghera per la protesta all'esterno della sede della Protezione Civile regionale. Zaia è quello che prima di tutti si è mosso per chiudere le scuole, per rinviare l'apertura delle scuole al 31 gennaio, mentre al contempo si sta battendo per la riapertura degli impianti sciistici. Nel mirino i provvedimenti delle politiche di contenimento al Covid messi in campo dalla Regione. Che è giusto tenere chiuse le scuole, mentre invece sarebbe altrettanto giusto in questo momento chiudere tutto con un confinamento, con una zona rossa, per poi ripartire, perché in questa situazione ripartire non è possibile. Tra le richieste a Palazzo Balbi, le assunzioni immediate di tutto il personale sanitario disponibile, a tempo indeterminato e con garanzia di applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto, compresi i 441 infermieri di famiglia. C'è un problema di lunga durata. Sono anni e anni e anni, scusate che va giù, sono anni e anni e anni che si continuano a chiudere gli ospedali. I risultati li vediamo appunto dopo anni e a fronte di una chiusura di ospedali abbiamo anche un insufficiente numero di medici e infermieri. Infine la proposta per questa Venezia ferita dalla pandemia, pianificare un nuovo modello di sviluppo. Venezia è chiusa. Non c'è un'attività aperta, la monocultura turistica nel suo complesso va ripensata, perché se no finisce il Covid e moriamo di fame tutte e tutti.